Sul terzo altare della navata destra è possibile apprezzare il dipinto ad olio su tavola di un ignoto pittore campano del XVIII secolo, raffigurante la Madonna con bambino tra Sant'Antonio Abate e San Sebastiano. L'opera è stata recuperata dopo un adeguato restauro ultimato nel 2003, grazie ad un progetto realizzato a cura della locale associazione Proloco. Nella parte superiore del dipinto la Madonna e il bambino sono in una gloria fra le nuvole, in una luminosità ariosa del cielo. La Madonna è in veste rossa, avvolta da un manto di colore azzurro, con un velo bianco che ricopre il capo. Gesù bambino invece è nudo ed è tenuto dalla mano destra della madre, che mostra nello sguardo tutta l'umiltà della Vergine. La scena è arricchita nella parte alta, ai due lati delle figure, da 7 angeli. Sulla sinistra invece grandeggia la figura di Sant'Antonio Abate eremita, con un bastone a T e un libro, dal quale si sviluppa un'ardente fiamma. Il suo volto è barbuto e indossa un saio bianco con cappuccio e manto nero. Sulla destra San Sebastiano, con lo sguardo rivolto verso Gesù bambino. Il suo corpo è avvolto da un mantello di colore verde. In basso, al centro, notiamo un portale d'ingresso, dal quale è possibile intravedere un paesaggio urbano. La composizione vive della luminosità ariosa del cielo e dell'oscurità corposa della terra, due elementi contrapposti che attraggono ed emozionano l'osservatore. Sant'Antonio Abate è vissuto in Egitto nel III secolo ed ha un'antica devozione in tutta la Campania. Della sua vita si ricorda in particolare la continua lotta contro le tentazioni del demonio. Si racconta che per allontanarsi dalle tentazioni maligne si coprì con un panno e si chiuse in una tomba scavata nella roccia nei pressi del villaggio di Coma, ma fu lo stesso aggredito e percosso dal demonio. Fu prima sepolto nel deserto egiziano e poi in una chiesa a lui dedicata per curare le persone affette da herpes zoster, detto fuoco di Sant'Antonio. Oggi è il santo protettore di macellai e salumieri. San Sebastiano è vissuto anch'egli nel III secolo e al tempo dell'imperatore Diocleziano. È stato un militare romano, martire per aver difeso e sostenuto la fede cristiana. Si narra che fu legato a un palo sul Colle Palatino, denudato e trafitto da centinaia di frecce. A recuperare il corpo fu Santa Irene di Roma per dargli sepoltura, ma si accorse che era ancora vivo e ne curò le ferite. Una volta ristabilito, Sebastiano continuò ad aiutare i cristiani, ma fu flagellato a morte e poi gettato nella cloaca maxima. Oggi è il patrono dei militari, dei tappezzieri e della polizia municipale.